L'Ungheria di Orban insiste nel veto sul Recovery Fund perché non accetta le indicazioni europee sul rispetto dello Stato di diritto. Bruxelles chiede conto alla Croazia dei casi di tortura subiti dagli immigrati illegali, violenze denunciate anche da Amnesty International. La lotta di un soldato italiano che ha servito nella missione di pace in Bosnia, dove si è ammalato a causa dell'uranio impoverito. L'allarme dei medici e psicologi bosniaci: le persone traumatizzate dagli orrori della guerra tendono a sottovalutare il pericolo rappresentato dal Covid. Cernedieri, Buco Nero, un collettivo artistico che in Slovacchia con intelligenza sta rilanciando il recupero turistico dei siti industriali storici. Collegare l'assegnazione dei fondi europei allo Stato di diritto è la bussola che, secondo quanto proposto dagli eurodeputati al Parlamento di Strasburgo, dovrà orientare la politica di sostegno in direzione dei valori fondanti dell'Europa. Democrazia, diritti umani, indipendenza di media e magistratura saranno alcuni dei parametri per l'accesso ai fondi provenienti dal bilancio europeo di lungo termine 2021-2027 e dal piano di ripresa, il Recovery Fund. Una condizionalità contro cui si schierano Ungheria e Polonia, la cui situazione in tema di Stato di diritto appare deteriorata, come denunciavano mesi fa i massimi organismi internazionali. A Budapest i primi ministri Orban e Morawiecki rilanciano una dichiarazione congiunta, di fatto apponendo il veto sui 1.800 miliardi attesi dai 27 Stati membri. Il blocco rischia di ritardare l'implementazione dei fondi necessari in tutto il continente per resistere all'impatto economico della crisi sanitaria, dice la Presidente von der Leyen, un prezzo che a pagare sarebbero milioni di cittadini che aspettano con urgenza l'aiuto dell'Europa. Se in Polonia il Presidente del Senato Tomasz Grodzki ad appellarsi perché Varsavia lasci cadere la minaccia sul veto, in Ungheria centinaia di cittadini prendono posizione contro il loro governo. Il veto del governo ungherese e polacco al bilancio dell'Unione Europea è stato accolto in Ungheria dai critici, tra l'altro con una petizione supportata da un documento firmato dai leader dei principali partiti dell'opposizione. Questo documento chiede ai vertici dell'Unione Europea e ai governi dei Paesi membri di impedire a Orban di ostacolare la messa in funzione degli strumenti con i quali affrontare la crisi dovuta al Covid e agli ungheresi di aderire a questo documento, che è già stato firmato, secondo quanto ho visto, al momento da oltre 1.200 persone. A sostegno delle sue posizioni, Orban si appella ancora una volta al principio di sovranità nazionale, rifiutando ogni condizionalità, esattamente come successe con profughi e migranti. Orban non accetta la condizione del rispetto dello Stato di diritto per l'ottenimento dei fondi dell'Unione Europea. Sostiene che l'Unione Europea non ha l'autorità di stabilire se in un Paese membro lo Stato di diritto venga rispettato o meno. Afferma che in Ungheria non esiste un problema di questo tipo e aggiunge che in ogni caso il giudizio spetta soltanto agli ungheresi. L'Unione Europea dà la sua voce eminenti come i sottoscrittori del patto Città Libere, nato nel gruppo di Visegrad. Il veto è stato criticato anche dal sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, uomo dell'opposizione. Circa un anno fa i sindaci delle 4 capitali di Visegrad si sono incontrati a Budapest per firmare il patto delle città libere, un accordo pro-Unione Europea che prevede una collaborazione in diversi campi, tra i quali anche quello dei fondi dell'Unione Europea, la cui gestione, secondo i critici, da parte del governo non è sempre del tutto trasparente. Tra l'altro questo accordo ha anche il compito di presentare il gruppo di Visegrad in Europa in modo diverso. Nessun passo indietro sul veto, ha promesso Orban, mentre Bruxelles continua a lavorare comunque ad una rapida approvazione del bilancio e ad un piano B. Credo che l'Unione Europea debba fare uso dei suoi argomenti migliori, dei suoi argomenti più convincenti. Orban alza il tiro anche in maniera, come dire, propagandistica, tra l'altro. Nel momento in cui dovesse essere trovato un accordo e bisognerà trovarlo per il bene di tutti, non è escluso che Orban presenti la cosa in patria come un successo ungherese. Conosciamo il personaggio.
Le ultime immagini delle violenze sono quelle pubblicate dal Boda Violence Monitoring e riprese da numerosi media europei. Ci sono uomini mascherati, armati di bastoni e fruste, che respingono verso la Bosnia migranti che avevano cercato di passare. Le denunce sono rivolte alla polizia croata e continuano da mesi. Pestaggi, pratiche umilianti come dipingere una croce sulla testa dei migranti, finte esecuzioni e in un caso stupri. Per descrivere quello che sta accadendo sulla rotta balcanica, Amnesty International ha usato la parola tortura. Quello che preoccupa è che diventa sempre peggio la situazione. Nonostante le denunce, l'impunità delle forze di polizia continua e addirittura cresce. Gli ultimi episodi, quelli di ottobre, hanno ancora una volta innalzato l'asticella della violenza e addirittura vediamo episodi di vero e proprio sadismo che vengono perpetrati nei confronti di coloro che cercano di entrare. Il governo della Croazia parla però di accuse infondate e lancia un monito alle istituzioni europee e ai paesi del nord Europa, quelli che i migranti vorrebbero raggiungere. I one zemlje koje su ciljna destinacija. I paesi verso cui questi migranti sono diretti e le istituzioni europee devono decidere se queste persone sono benvenute o no. La polizia croata è sempre più criticata perché se questi attraversano illegalmente il confine croato, allora noi non difendiamo bene il confine esterno dell'Unione Europea. Se non passano invece dobbiamo affrontare queste denunce. Noi facciamo rispettare le nostre leggi e le leggi europee. Non c'è nessuna violenza e non ce ne sarà, ma non ci sarà neppure alcun cedimento sulla difesa dei confini della Croazia. La diatriba però non si è risolta con il solito schema di accuse e smentite, perché Amnesty ha chiesto all'Ombudsman europeo, l'ufficio che supervisiona sui casi di cattiva amministrazione, di sapere dove sono finiti i soldi assegnati da Bruxelles a Zagabria per il controllo delle frontiere, 108 milioni, che includono fondi per monitorare sul rispetto dei diritti dei migranti. I diritti umani sono uno dei valori fondamentali dell'UE. I soldi spesi non possono essere in contrasto con questi valori. Se la polizia croata riceve dei fondi dall'Unione Europea e con questi fondi tortura le persone, ci sono un paio di domande da farsi. L'Ombudsman ha risposto positivamente. La procedura si concluderà a fine gennaio. Probabile l'introduzione di un sistema di monitoraggio vero sul rispetto dei diritti. Impresa difficile perché da tempo la rotta balcanica si è trasformata nelle rotte balcaniche, che cambiano anche in base al grado di violenza esercitato dalle diverse forze di polizia. La rete Rivolte ai Balcani, che riunisce 36 organizzazioni di tutela dei diritti umani, denuncia che i respingimenti avvengono in maniera coordinata fra Italia, Slovenia e Croazia, grazie ad accordi bilaterali che sarebbero in violazione del diritto d'asilo, accordi il cui fine è riportare i migranti fuori dai confini europei, in particolare nel cantone di Unasana, in Bosnia-Herzegovina. A Bihac, in Bosnia-Herzegovina, in questi giorni la situazione è ancora più difficile rispetto a quanto già non fosse. Sono circa 2000 le persone presenti in questa cittadina e solamente 800 di loro nei campi per famiglie hanno trovato posto e 1 migliaio di persone si trova all'interno di uno dei campi gestiti da IOM in località Lipa. I campi a Lipa non sono allacciati a elettricità e acqua corrente. Questa settimana nel cantone le temperature sono scese a 10 gradi sotto zero e l'inverno non è ancora cominciato. Oggi tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle cosa significa affrontare un nemico invisibile, mi riferisco al Covid, ma tutti sappiamo che c'è. Quindi ognuno di noi sta mettendo in atto il necessario per proteggere la sua vita e quella dei propri familiari. Questo noi non lo abbiamo potuto fare perché non sapevamo. Il nemico invisibile è l'uranio impoverito, contenuto nelle tonnellate di proiettili sganciati dalla NATO in Bosnia, Serbia e Kosovo durante i conflitti nella ex Jugoslavia. I vertici sapevano, non i soldati. And the use of depleted uranium munitions and armor. Proiettili all'uranio impoverito, tonnellate e tonnellate. Questo non sono io a dirlo, ma è documentato dalla documentazione che la NATO aveva fornito a tutti gli alleati, tra cui noi italiani. Non eravamo a conoscenza, eravamo al buio totale.
Carlo Calcagni in Bosnia nel 96 come pilota di elicottero in missioni di soccorso a civili e militari, convive con le malattie da uranio impoverito da 18 anni. Nelle sue analisi figura un elenco di 28 metalli. La sua giornata è scandita da compresse, iniezioni e trattamenti al limite dell'umano. Adesso devo soltanto, tra virgolette, attaccare la flebo. E questa è una cosa che devo fare tutti i giorni. Circa 300 compresse al giorno, ma inizio la giornata con 7 iniezioni. E poi alimentazione particolare, priva di glutine, zuccheri, lattosio. Ogni settimana, massimo 10 giorni, invece vado in ospedale dove affronto 7-8 ore di plasmaferesi. Nonostante tutto può ritenersi un uomo fortunato. Tanti suoi colleghi, e sono più di 300, non ce l'hanno fatta. Anche per loro Calcagni, sposato e padre di 2 figli, combatte da anni contro la burocrazia militare e tutte quelle istituzioni che non intendono riconoscere, se non dopo lunghi e non sempre trasparenti procedimenti giudiziari, il nesso tra l'esposizione all'uranio impoverito e le malattie. Lui stesso è stato riformato nel 2007 per generiche cause di servizio. Essere io un simbolo, diventato un simbolo, un esempio per tanti, mi carica ancor più di responsabilità nei confronti di chi non c'è più, nei confronti dei colleghi che hanno perso la vita per fare il proprio dovere e delle nostre famiglie che ne pagano pesantemente le conseguenze. Nella sua tenuta alle porte di Lecce, Calcagni si allena meticoloso tutti i giorni, dentro e fuori le mura di casa. Lo sport per tenere a bada la degenerazione neurologica. Miglior atleta dell'esercito italiano nel 2001, con la maglia azzurra di ciclismo paralimpico ha vinto praticamente tutto. Le ultime 3 medaglie d'oro agli Invictus Games di Orlando, in Florida, nel 2016. From Italy, Carlo Calcagni! Si va avanti per obiettivi. Il colonnello del ruolo d'onore dell'esercito italiano ne ha altri 2. Gareggiare a Tokyo 2021 e un giorno, magari, tornare a Sarajevo, dove tutto è cominciato. Sarebbe bello ritornare per riabbracciare quel popolo. Sicuramente loro non conoscono Carlo Calcagni, non conoscono quel militare che ha messo la sua vita a disposizione proprio della loro libertà e per aiutarli a costruire un futuro migliore. Combattere il coronavirus, la guerra al Covid, stato d'emergenza, coprifuoco, la nostra battaglia. L'epidemia ha indotto nel linguaggio della politica, ma anche in quello di noi giornalisti, l'equiparazione tra la guerra e la pandemia da Covid. Ma è un accostamento giusto? Lecito? Chi la guerra l'ha subita accetta con difficoltà questo parallelismo, seppure retorico. In Bosnia ed Erzegovina, tra le persone che hanno più di 40 anni, l'essere sopravvissuti alla guerra, alla paura di essere uccisi, induce in molti una pericolosa sottovalutazione del coronavirus. Questo atteggiamento psicologico e le lacune di un sistema statale bucato dalla povertà di mezzi e dalla corruzione impediscono politiche attive per il contenimento dei contagi. Zdenka Šutalo, casalinga di Sarajevo, 50enne, sopravvissuta ai 3 anni di assedio con terapie di gruppo, sta imparando a gestire il proprio PTSD, la sindrome post-traumatica indotta dalla guerra. La guerra è stata la cosa peggiore della mia vita. Il corona, ci sono già stati la peste, il colera e sono passati. La signora Zdenka, per gestire le conseguenze dei traumi subiti in guerra, insieme ad altre donne, frequenta i laboratori di aiuto psicologico della organizzazione non governativa Mensana. La situazione adesso è umana. Nessuno ti spara mentre stai andando a fare la spesa. Sono i medici a mettermi in guardia, le infermiere che ci ripetono di essere prudenti. Gli psicologi affermano che nel paese balcanico la sottovalutazione del coronavirus è dominante, malgrado la Bosnia, dopo il Liechtenstein e la Bulgaria, abbia il più alto tasso di mortalità per Covid in Europa, quasi 12 morti ogni 100.000 abitanti. In Italia questo dato è di 9 morti su 100.000 abitanti.
Per chi è vissuto in guerra, la percezione del pericolo è cambiata. Se non ha fame, se sta al caldo e se non cadono bombe, questa persona non percepisce il contagio come un pericolo e questo meccanismo psicologico naturalmente induce a sottovalutare la minaccia del virus, che è un pericolo invisibile. Anche in Bosnia, poi, come in tutti i paesi europei, è oramai presente una assuefazione alla pandemia. Nelle persone aumentano l'ansia e disturbi come l'irritabilità e l'esaurimento fisico. Oramai dopo 7-8 mesi di resistenza, in generale possiamo notare nella popolazione dei segnali di sfinimento e aumentano gli atteggiamenti di rifiuto delle misure sanitarie. Va da sé che più lungo sarà il periodo della pandemia, più severo sarà l'impatto sulla salute mentale della popolazione. Il primo passo sarebbe educare i cittadini a riconoscere i sintomi del disagio mentale per poi poterli gestire. Le autorità stanno cercando di usare le esperienze e i protocolli sviluppati dopo la guerra per gestire la crisi prodotta dal coronavirus. In Bosnia ed Erzegovina, aiutate anche dall'Unione Europea e dalle ONG internazionali, nel sistema di assistenza per la salute mentale sono impegnate più di 70 associazioni e comunità terapeutiche. Programmi che però è difficile realizzare in un paese dove il 18% delle persone è disoccupato e dove il coronavirus ha fermato le poche attività economiche riattivate dopo la guerra, soprattutto il turismo. È più di un secolo che l'altoforno di Uta-Etelka è stato spento. Un tempo quella di Gemer, nella Slovacchia dell'Est, era una regione ricca. Le miniere di siderite e limonite facevano la sua fortuna e in tanti opifici come questo, costruito a metà dell'Ottocento, il minerale entrava per uscire trasformato in ferro. Poi con il nuovo secolo la produzione è cambiata, a Gemer è arrivata la povertà. È lei che ha mantenuto in piedi l'edificio, inutile abbatterlo, inutile utilizzarlo, è stato semplicemente lasciato in balia del tempo. Ora però davanti a Uta-Etelka c'è un cartello con un IBAN, una donazione al progetto di restauro prima che sia troppo tardi. Ma chi può importare di una vecchia fabbrica abbandonata? A molti dopo che è stata adottata da Ciernieri. La gente ama i nostri poster, migliaia di famiglie ne hanno uno appeso al muro. Lo trovo ironico, paradossale in un certo senso. Riproducono un'architettura abbandonata, edifici che non interessano a nessuno, ma se li fai diventare arte, tutti li vogliono in casa. Il collettivo è nato nel 2014 a Bratislava, un gruppo di amici appassionati di archeologia industriale. Non c'erano informazioni né guide, raccontano, e così abbiamo costruito una mappa online con foto, video, storie. Oggi sono censiti 210 edifici. Poi sono usciti i primi libri, ma è con le grafiche che è scoppiata, inaspettata, la mania. Vendiamo ogni poster a 25 euro. Vogliamo che siano per tutte le tasche. Sono edizioni limitate, vanno esaurite in pochi minuti, soprattutto dopo la nostra prima mostra e dopo che la Galleria Nazionale Slovacca ha acquisito l'intera collezione. Sul mercato nero le grafiche, alcune sono prodotte in collaborazione con artisti e illustratori famosi, possono costare migliaia di euro, ma il collettivo cerca di impedire le speculazioni. Vuole mettere un patrimonio a rischio estinzione all'attenzione del pubblico e della politica, mentre il ricavato delle vendite va a progetti di tutela o recupero. Abbiamo appena affittato una parte del maniero di Jelšava a Gemer, dove costruiremo un appartamento di design. Buona parte del complesso per ora rimarrà com'è, servirebbero milioni per un restauro integrale, ma è l'esempio di come si possa dare vita a un luogo dimenticato anche senza avere fondi. E così a Jelšava sono arrivati per la prima volta i turisti.
anche grazie all'impegno della donna che da 5 anni segue i lavori di recupero. Vogliamo che questo posto sia vivo. Molti si aspettano di ricevere i fondi, ricostruirlo e poi chiuderlo, ma non è così che si fa. Parti del maniero sono già aperte e visitabili. Qui si sente la storia. È questo che piace ai visitatori. Non vogliono un hotel di lusso, vogliono un luogo autentico, vivere l'esperienza di passare una notte qui. Il fermento intorno al cantiere ha attirato anche il fondo sovrano norvegese, che ha stanziato 1 milione per i lavori in un'ala. Nel 2013 sono venuta qui, ho guardato dalla finestra e ho visto già la vita all'interno del maniero. Mi sono immaginata come sarà una volta ricostruito. Per molti questo è solo un edificio in rovina. Per me è stato un bene da tutelare dal primo momento in cui ho camminato nei corridoi. Non lo farei se non ci credessi. Cierniedieri letteralmente significa buco nero, qualcosa che non vedi anche se è davanti ai tuoi occhi. Ora la Slovacchia si sta accorgendo del suo patrimonio.